Buonasera. Buonasera a voi. Spalletti, un primo tempo in cui sembravate gestire anche quel vantaggio, poi le chiedo se si aspettava qualcosa di più dalla sua squadra nella ripresa. Noi bisogna continuare a mantenere questa leggerezza di squadra fatta anche di talento, però questa leggerezza talentuosa e in alcuni momenti l'abbiamo fatta vedere, siamo riusciti a mantenerla, in altri momenti l'abbiamo abbassata e viene fuori la forza degli altri perché hanno più forza di noi. Era quello che abbiamo detto per tutta la settimana, loro hanno più forza, più ferocia quando fanno le cose. Noi bisogna essere bravi a portare la partita su quelle che sono le nostre qualità e le nostre caratteristiche e mantenerla lì dentro, invece poi dopo che abbiamo subito il pareggio non ce l'abbiamo fatta e allora diventa tutto più difficile, insomma, ecco. Marco? Ciro Ferrara, parti tu. Sì, no, buonasera mister. Mi interessava capire soprattutto nel primo tempo, dove comunque avete fatto una grandissima prestazione secondo me, in che maniera ha cercato di limitare Brozovic e soprattutto in che maniera ha cercato di limitare le uscite sugli esterni offensivi dell'Inter. In che maniera l'avevate preparata? L'abbiamo preparata come la prepara qualsiasi 4-2-3-1 contro una squadra che ha i due tutta fascia come all'Inter, che bisogna spesso arrivarci con il terzino perché l'attaccante esterno va sul terzo, va sul braccino e il terzino arriva su questo quinto. Soltanto quando è distante, quando è basso diventa dura, allora gli va concesso un po' campo e o ci si arriva con il mediano o ci si arriva poi con il terzino quando sono più alti. Però poi la squadra l'ha fatto per lunghi tratti bene, interpretandola bene, ecco. Ci sono capitate delle situazioni che potevamo sfruttare un pochettino meglio, però la differenza la fa sempre quella gestione della palla. Nel secondo tempo, dopo aver preso gol, e anche il gol l'abbiamo preso in una maniera dove loro sfruttano quella che è la sua caparbietà e la sua forza, e noi invece non si riesce più a gestire la palla e allora diventa tutto più difficile. Ma cosa lascia a livello di sensazioni questa partita? La gratificazione, soddisfazione per l'eccellente, ad esempio, primo tempo che avete giocato contro i primi in classifica, la bontà del punto conquistato, o c'è un po' la sensazione di aver perso un'occasione di sorpassare l'Inter e salire in testa? Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo. Se ne traggono poi degli insegnamenti a giocare queste partite qui e se ne traggono degli spunti per migliorare poi in futuro. No, abbiamo fatto una buonissima partita in generale, perché poi ci sono capitate un paio di palle di quelle veramente importanti per riuscire a mettere a posto il risultato, ecco. Non avendole sfruttate poi non siamo riusciti a mantenere quello che si diceva prima, questo talento di questo palleggio con i due mediani, con i tre quarti e i due centrali dentro il campo. Poi loro vengono fuori con la sua fisicità e la sua prorompenza di corsa e fisica. Pazzo? Giampaolo? Sì, mister, buonasera. Faccio una domanda su Osimhen, perché secondo me è un attaccante forte, che però ha ancora tanto da migliorare e da poter crescere. Quindi lei, mister, che ha avuto tanti attaccanti forti, a che punto è Osimhen e quanto davvero può diventare forte? Lui ha delle potenzialità infinite, è vero quello che dici. E qualche volta si scollega un po' dalla squadra perché va a fare questo 1 contro 11 da sé solo, le va a attaccare 3 o 4 da sé solo, non vedendo che la squadra non l'ha seguito. E poi questi tagli in bandierina che deve capire, insomma, di farli al momento giusto, ma sta imparando tutto e l'attaccante, come hai detto tu, è veramente di quelli micidiali perché ha tutte le caratteristiche, uno gli puoi sparare palla addosso e la tiene, è forte di testa, è forte fisicamente, è velocissimo, ha la bastonata, ogni tanto deve sapere anche scegliere, però questo lo farà poi piano piano con l'esperienza, ecco. A volte va a attaccare sempre il portiere quando ci sono questi retropassaggi di 20-30 metri e la squadra non ce la fa a montargli addosso e ad essere poi blocco con lui, e poi per rientrare rimane un po' fuori dal gioco.
però è solo perché è giovane, perché le qualità ci sono tutte. Pardo e Ambrosini per Spalletti. Ambro? Vuoi No, no. Luciano, sì, ciao. La sensazione è che, insomma, sentendoti parlare ci sia comunque una delusione per quello forse che avresti potuto fare, ma non so cosa ne pensi, secondo me un punto in ottica futura non è un qualcosa chiaramente da buttare, cioè il fatto di rimanere attaccati anche all'interno di una partita in cui avete riconosciuto, vi siete scontrati con la forza dell'Inter, può essere un motivo comunque di guardare con positività al futuro. Ti vedo molto no, però ti vedo e ti sento forse un po' rammaricato. No, si può fare no, io sono contentissimo, sono felicissimo di questo punto e della partita, perché noi abbiamo giocato complessivamente una buonissima partita, perché anche nel secondo tempo, pur non facendo tanto, pur non gestendo tanto, però poi ci è capitato un paio di palloni veramente importanti per rimettere a posto il risultato. Noi si cresce dalle partite così, perché si vanno a prendere delle cose solo giocandole, accorgendosene poi in base al tempo che gli dedichi alle cose. Noi gli abbiamo dedicato questi 95 minuti a questa partita e sicuramente ci facciamo delle esperienze e siamo contenti del punto fatto, perché loro sono veramente una squadra quadrata. Pierluigi? Il Barcellona in arrivo è un'altra figata, oppure nella costruzione di un'altissima classifica come quella del Napoli in questo momento, insomma è un pensiero che toglie magari un po' di focus, credo che sia Europa League per modo di dire, cioè Champions in purezza, Sì, la sfida del Barça. L'aggettivo questa volta è venuto giusto, sono partite bellissime queste qui, di quelle che vale la pena giocarsi con la postura di quello forte, con il petto fuori e magari andando a riuscire a mantenere quello che si diceva prima, questo talento per tutti i 90 minuti con le intenzioni e con i fatti. Ecco, al di là di come Venezia, Inter, Barcellona, io non vado a valutare quello che è la differenza, voglio vedere quella che è la nostra di forza, quello che è il desiderio di far vedere il nostro livello, quello che è la voglia di andare oltre i nostri limiti. E la sta vedendo questa voglia? Sì, la sto vedendo, perché anche stasera i calciatori sono dentro lo spogliatoio, però come diceva Ambro, dell'impressione che gli ho dato io, probabilmente gliela darebbero anche loro ora in questo momento se li vedesse, perché sì, siamo contenti, però non abbiamo tirato fuori o fatto vedere tutto quello che era possibile. Ecco. Per cui per il momento c'è questa incertezza qui di quello che deve essere poi l'atteggiamento da avere.